Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. Io, carissimi, se ancora non si fosse capito, sono Sony. E io sono Benny Laggante. Prego? Professore? Professore? Che succede? Prova, mi sentite? Amici del Cactus, prova, amici del Cactus, siete in linea? Siamo in linea, carissimo, ed ecco qui il nostro ospite di questa sera, il carissimo Riyad. Rimetti l'applauso, Sony, rimetti l'applauso. Ok. Riyad, chiamato anche... Dai, carissimo, presentati e dici chi sei. Prima di presentarmi, io vorrei chiedervi una cosa, ma voi lo sapete cosa dice un palloncino a un altro palloncino quando sono nel deserto? Attento al cactus. Ma quale cactus? Non lo so. No, ragazzi, non ci credo. Scusate Comunque... amici, no, scusate. Comunque, ti posso dire una cosa, Riyad? Adesso, prego. Posso dire che solo... Cioè, allora, Bernardo, diciamo che è il re delle freddure, è malato, e giusto non era preparata, ragazzi. Riyad ha fatto una freddura che Bernardo Moscato, il Benny, sapeva, assurdo. Comunque mi dissocio da questo evento. Caro Riyad, presentati, amico. Ma mi presento, cosa vuole che dica, professore? Io sono un cugino di Sonny, ma mi sa che i gradi di parentela, in teoria, nelle edizioni radiofoniche o podcastiche, si può dire podcastiche? Sì, non certo. È una parola. No, attenzione, qua abbiamo licenza poetica, possiamo dire tutto. Possiamo dire, quindi possiamo dire podcastate, giusto? Sì. Ok, grande. Addirittura è la nostra tagline su Spreaker, addirittura, quindi lo puoi usare tranquillamente. Podcastate. Spreaker mi fa venire alla mente tanti bei ricordi, no? Che magari avremo più avanti modo di affrontare. E mi presento, io sono nato a Palermo. A Palermo? A Palermo, sì. Come ci piace dire a Palermo, io sono nato a Palermo, sì. Poi sono scappato, e dove sei andato? Anche se prima poi ci sono cresciuto, e poi sono scappato, o meglio dire emigrato, no? Sì. E dove sei andato? E poi il tema di questa sera, giusto, professore? Sì, il tema di stasera, cari ragazzi, cari nostri ascoltatori, è il siciliano fuori dalla Sicilia, l'isola che non c'è, ecco, al di fuori del suo nido, della sua casa e dei suoi affetti. Al di fuori del suo recinto. Bravo, del suo recinto, caro Riyad. E quindi tu dove sei stato? Facci un po' la tua... Parlerò della legge del recinto, io purtroppo non la sento bene, mi dispiace se le parlo sopra, Vai, Riyad, tranquillo. Quindi sì, dicevo, qui i gradi di parentela iniziano a farsi sentire, Sonny... C'è un po' di parentopoli, possiamo dire. Però, acciderboline, posso dire le parolacce? Sì, No. sì, si possono dire. Però di solito noi a posto di dire cazzo diciamo cactus per... Cactus, ok. E invece di dire cazzate diciamo podcastate. Ok. È il vocabolario, sì. Ok. Che dire... Allora, io voglio... diciamo solo che siamo parenti, dai, senza entrare nei dettagli, Sì. Che poi ci dilunghiamo Ma troppo dici le tue origini, Riyad, dici da dove vieni, dici diciamo il tuo sangue, ecco. Sì, Ma il mio sangue è sangue misto, no? Certo. Okay. Nel senso che ho la madre che è vostra compaesana. Sì. E mio papà invece viene dall'altro lato del mare, no? Dal Mediterraneo, sì. Sempre dalla Tunisia. E poi, per magia, è nato Riyad. Cactus, sono nato io. Eccolo. E quindi poi lì siamo andati avanti. Ma sì. Professore. Sì, mi dica. Prego. Mi senti, Riyad? Riyad? Professore? Presidente? Ok, vi sento. C'è stato... Presidente. Tu l'hai sentito, Presidente? Sì, l'ho sentito. Vai, Riyad. Facciamo così, io la chiamo professore, lei mi chiama presidente. Ok, sì, Presidente, dica. Ok. È bello, no, parlare della Sicilia, anche perché paradossalmente si scopre quanto sia bella la Sicilia quando poi non ci vivi più, no? Riyad, tu da quanti anni è che sei fuori ormai? Allora, io sono andato via da Palermo nel 2008, settembre 2008. Greve. Destinazione Forlì,
per l'università. Però posso dire una cosa, Riyadh? Ora ti interromperò varie volte. Ho saputo che Forlì è una delle città più turistiche d'Europa, è vera questa cosa? Dipende, nel senso che Forlì è una città universitaria, Sì. quindi vuol dire che se fai parte della bolla universitaria vivi una vita. Sì. Se esci dalla bolla universitaria ti ritrovi in una città di 120.000 abitanti. Ah, vale, è grandina. Tendenzialmente allora. con non molto... Sì, però dall'altro lato ci sono 8.000 studenti. Certo. Una città di 120.000 ovviamente lì vive la zia di tutti noi, ovviamente, no? Prego? Come? Vive lì la zia di tutti noi. Chi è la zia? La zia che sta fuori lì. Benna, ma che cazzo certo, dici? certo, complimenti, e qui dovrebbe partire l'applauso, Eccolo. Ma non applauso, no. Riyadh deve partire questo, ascoltami. Non ti permettere mai più, ok? Mai più! Madre? Come? Sì, Mai. bravo, non nominare mia Mai madre. tua madre, no? Sì, ovvio. Mai più. Esatto. Allora, no, è un po' più di problema con le cuffie. Sì, dicevo, Quindi Forlì? cosa volevo dire? Quindi Forlì e poi insomma da lì mi sono fatto l'università, poi sono andato a Bologna, anzi prima sono andato in Canada, poi a Bologna. Poi In Canada? Io non lo sapevo se il Canada. Se andavo a fare in Canada, Riyadh. Nel 2010 sono andato 6 mesi in Canada. Ma che situazione c'è in Siamo Canada? Com'è il Canada? Racconta Freddo, qualche cosa. E poi? freddissimo. Alci, robe, ce ne sono? Esiste sta roba? Alci non ne ho visto un sacco di scoiattoli. Greve. C'è uno scoiattolo alla finestra che ogni notte alle 4 di notte mi veniva a tuppuliare. Tutti Tradotto per gli amici non siciliani, tuppuliare vuol dire bussare. bussare alla porta. E diciamo che gli scoiattoli sono cattivissimi. Fiumi di sciroppo d'acero. Sciroppo d'acero, sì. Ha voglia, ma considera che lì lo vendono per gradi di concentrazione. Ma che dici? C'è lo sciroppo all'80%, al 95%, al 98% e al 100%. Boh, non lo sapevo sta cosa, assurdo. No, qua... Bestiale. No, noi qua Bestiale. Ti sballa lo sciroppo. Dobbiamo dire pure una cosa ai nostri ascoltatori, che il caro cugino Riyadh, o Riud vi ricordo, come lo chiamo io da sempre, Qualcuno lo chiamava Raid. no. Sì, possibile, sì, qualche storpiatura Sì. voglia. Vabbè, è come... Ma pensa, no, prima di andare fuori, la signora che lavorava a casa nostra a Corleone mi chiamava Riade. La tipica Vabbè, R, scusate, la tipica R che c'è solo lì negli altipiani. sì, della Valpadana. Scusate, se posso dire, Sambrino. è come anche il mio nome, ragazzi. Io mi chiamo comunque Sanzino, ma tutti mi chiamano Sonny, e la storpiatura è all'ordine del giorno. E i vari nomi più utilizzati erano Sony, Tony, Johnny, quindi... Ne è uno nuovo. Vai. Allora, praticamente una ragazza mi ha scritto su Instagram dicendomi bello il tuo amico Sonic. Ah, Sonic. Bello. scherzando, Sonic per è poi- fantastico. Per poi in realtà spiegarmi che si riferiva a Roberto. Quindi- Greve. Vabbè, grande. diciamo che Roberto... Frenzonato proprio. Sì, ma... Una specie di friend, non so come si chiama in Ma questo. diciamo che Roberto è una sorta di mix tra, come si chiama quello del Trono di Spade? Jason Momoa, Superman, è un boscaiolo del Canada, ecco. Comunque, È vero, ci assomiglia all'attore di Superman. ricoperto di sciroppo d'acero. ricoperto Comunque, stavamo dicendo che Riyadh è stato sempre avvezzo alla cucina, diciamo che un po' mi ha anche avvicinato quando ero piccolo a quello che non era la semplice pizza e panino, che erano le cose più gourmet che conoscevo. Sta di fatto che durante i suoi festini storici, caro Riyadh, ti ricordi quando eravamo giovani? Certo. Di solito verso le 3-4 di notte il caro buon Riyadh usciva una guantiera, che in italiano vuol dire un vassoione, pieno di cannoli siciliani. Devo essere sobrio però, perché altrimenti
Ma tu di solito non mi ricordo di questi eventi di sobrietà, però mi ricordo delle guantiere di cannoli di Iannazzo che non ci paga per questa Certo, sponsorizzazione, però certo. lo nominiamo. Ed era bellissimo, ragazzi, d'estate in campagna, spettacolare. Allora, Comunque, io di questi racconti del leggendario Riyadh, in realtà io ne ho vissuto soltanto attraverso i racconti di sogni, sì, appunto, perché erano dei racconti molto specifici, molto dettagliati, che ti facevano immedesimare tantissimo. Ecco, quindi io adesso sì, mi metto nei panni dell'ascoltatore che non sì, conosce il Riyadh, sì, ok? sì. Perché, diciamo, il collegamento diretto ce l'ha con Sonny particolarmente, no? Però, E Sonny mi raccontava le storie leggendarie di questo personaggio. Ecco, sì. per esempio, le varie feste, i vari festini in cui diciamo la parte più interessante era la denudazione, ecco, di questa persona. Ma Ma Riyadh, ragazzi, a che ora va avremo- a che ora va in onda il programma? Perché sai che c'è la fascia protetta. allora infatti dovremmo fare un... Se il programma va in onda prima di mezzanotte non si possono raccontare. Infatti, infatti ragazzi, io voglio filtrare tutto. Noi semplicemente leggevamo dei libri di poesia, poi alla fine bevevamo un tè decaffeinato. Prever. Vero Riyadh? Di solito io ricordo tu preferivi Prever. Bravo, Io bravissimo. E poi niente, degustavamo del tè e parlavamo. No, ragazzi, erano dei festini dove, beh, erano dei Ma quelli ragazzotti. erano festini letterari, c'era Sì. poesia, Sì, c'era sì. musica. No, 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 Senso. io voglio raccontare una storia bypassando tutte le parti gravi, saltare direttamente a questo ricordo che ho e poi passiamo all'argomento, che era una giocata a Monopoli alle 4 di notte. Ried già dormiva da almeno... Ah, sì? Sì, sì. Ah, può essere, Tu, infatti non me la ricordavo. Ried, tu dormivi almeno da 3-4 ore e io quella sera... Lo sai dove ho dormito? Ho dormito sul dondolo sotto il patio là da te a Chiosi. Spettacolo, lì è comodissimo. Coperto con una coperta con dei stracci che avevo trovato lì di fortuna, magari Sì. rubati a qualche altro che stava bivaccando, e niente, è stato bellissimo. E un'altra cosa che voglio Sì, raccontare, ricordo di essermi svegliato e di averti trovato lì la mattina. là fuori ragazzi, Effettivamente. quando, Sì, è quando vero, ero, è vero. quando ero giovane ragazzi, un'altra cosa è che non esisteva cervicale, ragazzi, non esisteva niente. Pensate che se adesso No, ma dovessi... è comodo quel dondolo, io ci dormo ancora. Sì, caro Riyadh, però Ci vado. un altro aneddoto di Riyadh, che non è censurabile, ecco, è che lui d'estate usava uscire i letti fuori e dormire, come si dice in Sicilia, Fuori, all'aperto. o sereno, quindi Ma sotto le uscire stelle. è un verbo transitivo o intransitivo? Tirare fuori i letti, sì. Ragazzi, li prendeva e li metteva Ecco, guarda, fuori. mi hai appena dato un gancio fantastico. Sì, Nel senso che uno dei temi che mentalmente mi ero preparato ad affrontare questa sera nella vita del siciliano fuori dalla Sicilia sì, è appunto l'aspetto linguistico. sì, Perché noi, essendo tanti siciliani, avendo comunque una lingua molto ricca di sfumature, siamo convinti che molte cose che noi diciamo in italiano sì, siano effettivamente dei modi di dire italiani e non soltanto siciliani. Una delle cose con le cui mi sono scontrato maggiormente nel mio passaggio da sud a nord è sì. stato proprio la transitività o l'intransitività di certi verbi, tipo uscire, scendere. Bravo. Sai il caso di dire scendi il cane che lo piscio, no? Sì, sì. Si usa spesso. Oppure per scendi dire- le valigie, sì. scendi la lì e effettivamente poi spesso lo scatolo Ti faccio un altro esempio. Noi diciamo lo scatolo. maschile. No, in realtà invece è non si scatola. dice in italiano Si dice la scatola della la pizza. scatola. Scusate, ma non lo scatolo. infatti, come state ben sentendo, il caro Ried, volevo chiederti una cosa, perché lui prima non aveva questo accento, uè, figacciula, ma Beh, figa. aveva un Questa accento... è la Lombardia che è in me. Sì, lui aveva l'accento palermitano, no? Ovvio. Pam. Però poi, quindi quando tu sei arrivato lì, hai avuto un po' questa cosa, diciamo, dell'essere snobbato o è solo un'agenda metropolitana, caro Riad? Spiegami sta roba. No, allora, sinceramente non mi ha mai snobbato nessuno, anche perché, come sai, io cambio abbastanza velocemente gli accenti. Sì. Non so, devo avere i neuroni specchio molto sviluppati, specchio riflesso. Vabbè, diciamo che tu parli anche arabo, quindi magari il tuo cervello possibilmente è più abituato, no? A questo cambio di...
Può essere, non lo so. E quindi assorbo facilmente i modi di dire Sì. o gli accenti, e imparo anche velocemente le lingue, tant'è che qualche anno fa, per un po' di tempo, mi sono ritrovato, come dire, a bazzicare tanto in Sardegna. Sì. E io ho imparato, considera che poi in Sardegna ci sono 4 lingue, tipo 20 dialetti, Ma che e avevo dici? imparato il dialetto della zona dove Stavi? dove stavo, Sì. esatto. E che dove stavi? Dove stavi? Che zona? Nell'Oristanese, Cioè sarebbe a destra o a sinistra? West Coast. Ok, West Coast, ok. West Coast. E quindi questo discorso della lingua, quindi non solo gli accenti, i verbi, eccetera, ma anche certi modi di dire, no? Per esempio, Anche certe parole. Sì. anche certe parole, per esempio la schiscetta. Cioè? Sonny, cos'è la schiscetta? Non La lo schiscetta Sì. è il contenitore, anzi la schiscetta è proprio il pranzo che tu ti porti da casa al lavoro o all'università. Ok, ma dove? Al nord, eh? Al nord. La sportina. La sportina è il sacchetto. Grave. Scusami, da una sportina, questa è in Emilia Romagna. Sicuramente se vai a Milano, se dici carnezzeria non ti capisci. Bravo, grande, carnezziere. Sì. Lo diciamo solo in Sicilia, non esiste. E lo diciamo solo a Palermo. se E vuoi. lo, e lo dicevo solo a Palermo perché la mia ragazza che è di Catania dice La che East Coast non lo dicono carnezziere. No, assolutamente no. loro dicono mazzelleria, ecco. Mazzelleria. Macelleria, grave. Ma un'altra, per esempio, che io ero convinto fosse italiano, è avere il carbone bagnato. Sì. Non è italiano, lo diciamo solo in Sicilia. Scusami Riyad, Che dici? No. Si dice avere la coda di paglia in italiano. scusami Riyad, ma, questo è- ma- prego. ma a proposito di carbone bagnato, io quando mi vengono in testa inserisco degli aneddoti non bannabili. A proposito di carbone bagnato, vi ricordo una Sì. storia. Allora, Guarda, te la dico io la storia. Tu sei visto da quasi tutti i miei amici palermitani come l'eroe. sì. Quel ragazzino di appena 14-15 anni Sì. che arrivò a bordo di un pandino Troppo grave. incassato con la legna, perché la legna a casa mia, quel giorno praticamente era il mio compleanno e contestualmente Pasquetta. Sì. E ci fu una nevicata a Chiosi di quelle devastanti, imprevista, quindi c'era tutta la legna fuori, eccetera. E quel giorno arrivarono a casa mia tipo 80-90 persone per fare la classica rustuta, Sì. anzi gita fuori porta. Sì, no? perché erano, ricordiamo sono tutti palermitani, Tutti no? titolari. Che diciamo, Mi posso riagganciare a questa cosa un secondo, vai, ragazzi? vai. Perché ho scoperto che la parola mangiata Sì. è soltanto una cosa siciliana. Cioè tu Sì, dici sì, esatto, andiamo a fare esatto. una mangiata. Che vuol dire andiamo a fare una mangiata? Questa cosa l'abbiamo scoperta, ma sono tutti i ragazzi amici di Fabio, il nostro caro amico, Sì. che venivano appunto da dove? Da Genova, insomma. Sì, dal nord. Il nord è tutto un unico posto unito. Diciamo dal nord, ecco, dalla Padania. Sì. Ecco, e noi dicevamo, domani facciamo una mangiata. Ma in che senso? Che mangiamo? Sì, una mangiata, nel senso facciamo una mangiata, no? Una mangiata. Vabbè, ci È sta. scontato. E invece, E invece no. Quindi, scusate, stavo dicendo, diciamo, tutti gente palermitana dove la cosa più bucolica e naturalistica che hanno visto è praticamente l'alberello col suo terriccio di circostante, no? Adesso non esageriamo. Ma dai, Riyad, quindi diciamo che accendere un fuoco con queste condizioni atmosferiche era un'impresa e quindi mi arriva una... Altro perché era tutto bagnato. Certo. E mi arriva la telefonata. Tu col pandino e già il fatto che guidasse questo. Il pandino quando? A 14 anni? Sì, Grave. probabilmente. 14, 15, Sì. 16. ma stiamo parlando dei sonni? Sì. Sì, certo. Arriva Il col sonno era tipo una pandino. specie di bambino Fresco prodigio, fresco. Sì, all'epoca era anche secco Sì, come sì. adesso. E quindi poi Ragazzi, ho acceso il fuoco. Nell'immaginario di questi miei amici era quel mitico bambino che arrivò ad accendere il fuoco. Comunque è troppo grave. Diciamo che è tipo il Tommaso della situazione, so. Tommaso chi? Il Natale. quello di Giulia, no? Sì, il fratello di Giulia sì, che è un ragazzo, non era un bambino, era un ragazzo prodigio, chiaro. Comunque, Non raccontate i fatti vostri. vero, è per vero. dire, cioè, Bernardo a volte... frega un cactus agli ascoltatori di certe cose. Grave. Comunque, vi dicevo, continuiamo il discorso e poi c'è un altro aneddoto che vi dico solo la parola chiave, che è
sputo nella sangria e poi andiamo avanti. No, allora io di questo mi rifiuto perché rimane sempre tra le cose vietate. Vabbè, è vietato, quindi evitiamo. Stiamo parlando della lingua. Sì, no, vai. Lingua che in realtà, Sì. il discorso appunto degli ostacoli linguistici che affronta cioè, più che altro delle certezze che crollano nella mente di un giovane siciliano quando poi varca i confini dell'isola, perché la cosa più drammatica Sì. è che tu non ti rendi conto di aver vissuto in un'isola per 20 anni finché non ne superi, no? Non ne varchi stabilmente i confini. Dici tutte le difficoltà, dai, parliamo no delle difficoltà. La cosa principe, io premettendo che di difficoltà non è che ne abbia avute tanti, anzi, però essere siciliani fuori dalla Sicilia ti senti più siciliano quando sei fuori, ma l'ostacolo principale c'è ed è forse il più vincolante per tutti quanti, Sì. è il cibo. Cazzo, ecco, parliamo del cibo. Parliamo del cibo perché adesso io l'ho visto, è capitato a me così come a tutti i miei amici, così la maggior parte dei miei amici che stavano a Palermo adesso a Palermo non ci vive più. Sì. Quindi la cosa classica del ritorno a casa è la lista infinita di cose Sì. che ti devi andare a mangiare, no? Sì. A maggior ragione poi anche lì c'è da aprire un altro capitolo. Sì. Il rapporto con gli altri siciliani, perché Sì. tu ti ritrovi, magari c'è poi il palermitano, quello di Agrigento, il messinese, il catanese, Sì. e di solito con i catanesi si apre questa diatriba Sì. infinita Sì. sulla questione di gender, no? Ok, sì. Si Sì. apre la questione di Anche se genere. io ho una teoria. Io ho anche una teoria, vai bene. E ho anche un progetto Ognuno ha che una vorrei teoria. realizzare, ecco. Tu che cosa ne pensi, ecco, di questa guerra, di questa No, diatriba, l'arancina è come dici tu? femmina, punto e basta. Qualche tonda, è diciamo, generosa, qualche non può parola essere. apologica non la vuoi spendere nei confronti dell'arancino? Posso dire? Lì il discorso, allora io posso dire questo, scusami Sonny, Sì. io so che tu bazzichi. Sì, e vi dirò la mia che accontenta tutti ora, poi vi dico. Vai. Esatto. Io capisco che intanto secondo me costruire una città bellissima alle pendici di un vulcano già di per sé è una follia, però su quello ci puoi fare poco. Vabbè, anche Napoli è lì, ragazzi, sta sotto il vulcano. A Napoli è ancora peggio. Sì. Perché è più pericoloso. Sì. Però vedi, il discorso è che questo vulcano padre padrone, no, ha deviato anche la loro visione. Intanto, scusami, Riede, perché loro se ti interrompo di nuovo, non è un padre, ma per loro è una madre, è donna, quindi attenzione. una madre, va Sì. bene. Li Comunque, ha talmente sentiamo, deviati che sì. l'arancina, se tu dici l'arancina ricorda il vulcano perché Bravo, è hai lunga ragione. e appunta, capito? sì. Poi c'è il riso non è giallo, ma è tutta una questione di cose che personalmente Quindi vedi che sta dicendo esattamente che l'arancino comunque è diverso dall'arancino ed è proprio lì io che sto sta la dicendo differenza. la difesa non sussiste, nel senso che loro hanno modificato una cosa che stava benissimo così com'è. Mi duole dire però Sì. che Lo l'arancino sta dicendo. con l'asterisco Sì. più buono Sì. che abbia mai mangiato Sì. era un'arancina al pistacchio comprata in un bar di Nicosia È mentre ovvio. si saliva Sì. Mentre si saliva, verso che l'Etna. bravo, che Nicosia è questo paese molto carino che sembra della bassa Valpadana, ma che in realtà è la Esatto. pendice dell'Etna, molto bello. Là cantano lo yodel tranquillamente. Sì. Può essere. E- Il più buona che abbiamo mangiato l'ho mangiata lì ed era al pistacchio. Caro Per Riad, quanto riguarda però l'arancina burro a carne non c'è storia. però se posso Dimmi, dire, caro Son. io Certo. credo che siano due cibarie completamente diverse, sia per la realizzazione che per la forma. Certo. Però, se posso dire, Sì. se posso dire due cose. Intanto quell'arancina sbarra o, perché io la voglio nominare così perché per me sono due alimenti diversi. La migliore di tutti, ovviamente, o il migliore, l'ho mangiata da Citrezza, sempre al pistacchio, incredibile. E c'è una cosa, Ried, che però preferisco della forma, che a me, du pizzettieddo, come si suol dire in inglese, buono. che è croccantino, ci sta, È cazzo. vero. Questo è vero. Capito? Quindi Che è un
Questo è vero, però questa mania del capezzolo, della puntina, ce l'hanno anche nella cialda, nella brioche che si utilizza con la granita. Il tuppo. Ma infatti il tuppo, ragazzi, la brioche deve essere col tuppo. Per chi non sa che cos'è la Questo è brioche, vero. qui in Sicilia noi usiamo mangiare il gelato all'interno di una brioche, tipo di un Ma infatti panino. bravo, vedi che hai toccato un altro dei punti Vai. topici, no? Perché se quello dell'arancina è alla fine è un dibattito totalmente interno, no? Sì. Ai confini dell'isola, perché ahimè quasi per l'80% è arancino. Sì, vero. Per l'80% Sì, sì, dei sì, sì. Anche per il continentali resto d'Italia. è anche il arancina. resto Esatto, d'Italia, no, per l'80% dei continentali appunto sì, è giusto, arancino. Sì. La nicchia palermitana rimane sempre fedele, no, alla sua, al genere femminile dell'arancina. Quello del gelato invece, a parte che c'è un enorme equivoco, Sì. perché per noi la brioche è quella che si mangia col gelato. Invece scusami, Nel ride che resto d'Italia vai, vai. la brioche è il cornetto, la pastina, queste cose così, no? E Sì. per pastina non intendo le stelline che ti mangi. O le lingue di passero. Ma letteralmente le paste che compri al bar. E così, appunto, la brioche non è quella bombazza che ti mangi col gelato a qualsiasi ora del giorno o della notte. A proposito, Riad, ti voglio fare una domanda riguardante il cibo di strada notturno, perché anche lì Palermo, da questo punto di vista, si contraddistingue, perché la presenza di un certo brand, che non vogliamo citare, ma che voi conoscete sicuramente, che ha diverse filiali in tutta Palermo, distribuisce che cosa? Quale tipo di prodotto? Ovviamente l'arrosticceria. Esatto. Ma se tu già ti sposti a Catania, Agrigento, Trapani... No, a Catania pure c'è la rosticceria, bro. I podoni. Bravo, trovi i furgoni con il paninaro e tutta questa, diciamo, struttura per farti i panini. Ripeto, tra le varie, anche questo rimane un dibattito interno. La gravità, Sì. e questo è un altro degli scogli, no, che mi sono trovato ad affrontare, che a Palermo tu a qualsiasi ora del giorno o della notte puoi mangiare praticamente tutto. Sì, tutto. Palermo, se vuoi un piatto di pasta alle 4 di notte, vai Da in Pacinottis. siciliana e te lo fanno. Fuori dai confini isolani, anche l'orario Sì. Beh, ecco. è limitante, no? E quindi su quella roba lì tutti questi scogli, adesso cerco un po' di Noi siamo fare più una sintesi, se no ci questo servono punto di 2 vista, sei ore. d'accordo? Certo, Noi siamo più assolutamente. spagnoli da questo punto Sì. di vista. No, siamo, come dire, fitusi. Vogliamo mangiare a tutte le... E tutta questa la questione cibo per me ha avuto una risposta, no? Mia personale, che è stata quella di imparare a fare praticamente tutto. Ma già tu da prima Fare sapevi le arancine. cucinare. Sì, ma prima le arancine non le sapevo fare, le arancine, la rosticceria, lo sfincione, ragazzi, adesso, come si suol dire, scarso rocchio e chi ne provo Che schifo. Riferisco a sua maestà lo sfincione. È una cosa che supermercati i confini del palermitano. Sì. Ma per dire... Ma possiamo dire, scusami Riyad, possiamo dire ai nostri ascoltatori non palermitani come viene venduto lo sfincione o spincione? Con la P. Sì. Ma vi racconterò questa, che addirittura senza varcare i confini isolani, io ho un carissimo amico di Caltanissetta, Sì. e col quale ci vediamo spesso d'estate, a volte anche in visita da lui, perché lui poi ha la casa al mare a Messina. Sì. E con i suoi genitori, col quale sono molto amico, e con gli amici dei suoi genitori gli facciamo lo sfincione, che lui nisseno ha imparato a fare con me negli anni di università. Sì. E quando glielo facciamo, gli cantiamo tipo cavolo, guarda, sfornave, guarda, bello. E già nisseni sono colpiti dall'allure dello sfincione palermitano. Quindi tu pensa, quando io mi è capitato di farlo per Natale sempre, anche come dire con la famiglia della mia compagna eccetera, e lo sfincione sta di anno in anno diventando quasi una Ma quali sono i condimenti, Riyad? un'istituzione, no? Condimenti che ci vanno? Allora io da un'impastata faccio 3 ricette diverse. Ok. Una classica, Sì. quindi con la cipolla stufata rossa,
la mollica atturrata, Madonna, le acciughe e la tuma o il primo sale o il formaggio che c'hai. sì. Una versione bianca, quindi con la cipolla stufata bianca, col formaggio e o la ricotta sotto. E diciamo che questa, cari ascoltatori, è la versione bagherese. Bagherese. E poi dall'anno scorso, 2 anni fa... Ora te lo spiego bene un attimo, ora te lo spiego. Che a Bagheria lo fanno la cipolla senza il pomodoro. Non bavarese di Germania, Bagheria di Palermo. Grazie. E 2 anni fa o quest'inverno, non mi ricordo, ne ho fatto siccome poi bisogna essere anche raffinati, no? Sì. E l'industria alimentare ci sottopone sempre nuovi, come dire, gourmandise. Sì. Ne ho fatto una versione con i pomodorini gialli. Buoni! Col passato di pomodorini gialli che gli dà quella dolcezza, il pomodorino giallo, tenendolo però chiaro, poi acciughe... C'è un po' di Masterchef nelle tue parole. Ma sì, dai, ci si prova. Considera che poi le acciughe le facciamo in casa, nel senso che le mettiamo sotto sale in casa, quindi non sono quelle comprate. Ovvio. Scusatemi. Prego. Allora... Ma tu dici dove minchia le fai ste acciughe? Sì, aspetta. Dove sono le acciughe a Milano? Uè ciula. Comunque, ascoltatemi. Io vi voglio dire una cosa. State valutando quanto è bella la chiacchiera, un podcast, eccetera, eccetera, perché sono passati già 30 minuti. Però, siccome il caro Riyad è molto piacevole all'ascolto e secondo me ha molte cartucce o molte frecce o ha molte frecce nel suo arco, dato che la quarantena non tende a finire secondo me per tanto tempo, dato che noi siamo imbarcati in questa come dire in questo Decameron che cerca di intrattenervi giornalmente, io direi di finire questa puntata di Decameron e rinvitare il caro Riyad per un'altra puntata, continuando il tema, perché comunque abbiamo parlato solamente di cibo e di qualche cosa sul linguaggio, ma c'è tanto altro, vero caro Riyad? Ancora un altro argomento legato. Ci sono 2 argomenti, ragazzi. Vabbè, uno è il viaggio che ci sta. Sì. Ma ce n'è uno che è bello piccantino. Però non lo diciamo invece, non lo diciamo ora. Non lo diciamo, certo, manteniamo alta la suspense. La suspense. C'è anche da dire che Prego? Come, scusi? Scusate, comunque, grazie a Dio ha laggato. Bugo? Comunque l'ho levata a Riyad perché c'era questa cosa di buco, ma l'ho levata dalla console perché Benny diceva che ormai è passato il meme buco, ma io lo amo sempre. Attenzione alla maleducazione. Assolutamente sì. Quindi volevo sì, quindi faremo un'altra puntata col caro Riyad, ho deciso adesso, ok? Quanto abbiamo oggi però? Quanto ci manca adesso? Abbiamo finito caro, perché volevo farti un'altra domanda, però chiudiamo con questa? Sì, chiudiamo con questa. Qual è il cibo che ti manca di più o comunque che ti è mancato di più? Allora, non ho dubbi nel rispondere. Vai. La ricotta. Cazzo. Ma quella no, la ricotta in generale. Sì. Quella ricotta, perché le arancine le puoi fare, sì. Tutto puoi fare veramente tutto. A parte puoi fare lo sficcione. Scusami Riyad, formaggi, vai al supermercato, li trovi, dimmi. Diciamo ai nostri ascoltatori, la ricotta per noi qui a Corleone è sacra, perché diciamo che abbiamo 3 tipi di ricotta, anzi 2, perché il terzo tipo è ancora più specifico, che la ricotta di vacca, perché diciamo ai nostri ascoltatori che la parola mucca non esiste. Non la concepisco neanche, sinceramente. Che questa ricotta di vacca è una ricotta più, diciamo, asciuttina, con un sapore meno intenso, e poi la ricotta di pecora, un po' più durina, e la ricotta di pecora che invece ha... Oddio. No, niente, ragazzi, si scioglie in bocca, ha un sapore veramente incredibile. Guarda, ma anche a Palermo? Sì. A Palermo non la trovo. Non la trovi? Roba lì non lo sai perché? Trova. Lo sai perché? Certo, più vai nell'entroterra, più trovi pascoli verdeggianti, certo. In cui le pecore possono nutrirsi, per come si Fai conto che in molti posti a Palermo, caro Riyad, io anche a Ballarò quando vado al mercato vedo ricotta corleonese, quindi molte volte viene proprio portata lì. Perché, ma poi è anche una questione di flora batterica, di tipo di... Ma ti racconterò questo aneddoto, non so se te lo ricordi, che riguarda proprio te in realtà. Tantissimi anni fa mangiai un creme caramel fatto da tua nonna. Sì.
E gli dissi, ma c'hai messo l'anice nel suo creme caramel? Perché sa di... Questo lo racconto sempre quando parlo del latte o della ricotta siciliana. Sì. E parlo poi dei pascoli, ma c'hai messo l'anice? Perché ha un sapore di anice questo creme caramel? E no, guarda, assolutamente no. Sì. Qualche giorno dopo la rincontro e mi fa, Riyad, dimmi, ma lo sai che avevi ragione? Faccio, su che cosa? Sul creme caramel? Perché non era anice quello che sentivi, ma era il finocchietto. Assurdo. Che le mucche o le pecore, quel che era, si erano mangiate. Non ci in credo. questo caso il creme caramel era fatto con latte di mucca, però Sì. si erano mangiate e quindi nel latte era rimasto il sapore del finocchietto e tu del creme caramel ce l'hai sentito. Riyad, lo sai perché stessa sono contento di questo racconto? Perché è un racconto di mia nonna che non sapevo, neanche mi ricordavo possibilmente, e quindi mi ha fatto molto perché piacere non sentirlo. c'eri. Sì, mi ha fatto molto piacere sentirlo, caro Riyad, assurdo. Cazzo. Sì, cioè la ricotta col latte era la latte con che le mucche avevano mangiato il finocchietto e quindi nel latte c'è. E la Assurdo. ricotta siciliana di quell'area lì ha questa particolarità che è data appunto dall'alpeggio, cioè quindi dalle verdure che mangiano, dalla flora batterica dei vari casifici, che è unica e specifica. Certo. Ragazzi, assurdo, secondo me sono contento. Dimmi, Ci lasciamo sulla ricotta, giusto? Ci lasciamo sulla ricotta, che è una cosa un po' equivoca, però va bene lo stesso. Certo, assolutamente. Quindi domani ripartiamo, o quando sarà, ripartiamo dalla ricotta. Ripartiamo dalla ricotta, quindi segniamoci la ricotta. Grazie Ride per essere stato con noi, ci sentiamo Ciao, in questi Riyad. giorni. Ciao belli. Vi ricordo sempre di, Cactus. di restare sintonizzati e viva il cactus! Con il podcast del cactus. Benny, stai calmo.